Questo portale abbiamo voluto chiamarlo con una parola impegnativa e problematica, dialectos. Dialectos è la parola greca da cui attraverso il latino viene la parola italiana dialetto. Nel frattempo ha completamente cambiato i connotati. Significa anche qualcosa di brutto e volgare, ciò che parla la mafia, il peggio del peggio. Però nella sua ragione originaria è colloquio, conversazione, discussione, dibattito. Questo era il senso originario della parola. Ecco perché abbiamo voluto chiamarlo così. Dialectos, lingue e culture in Sicilia, l'impegno dell'università per la scuola. Grazie. Io dirò semplicemente due parole perché poi il professore Ruffino ha nella sua introduzione detto un po' tutto e questo portale in realtà è uno spazio interattivo che servirà proprio a rimarcare quello che diceva all'inizio il professore, cioè non è è uno spazio in cui ci sarà un dialogo tra l'università e la scuola, per cui sono state previste delle sezioni che in qualche modo serviranno non semplicemente come archivio di documenti appunto che l'università metterà a disposizione della scuola, ma come un archivio esperienziale in cui appunto si potranno inserire appunto, tutti i risultati in qualche modo anche di questo corso e di questa formazione offerta all'università e alla scuola, che sarà un arricchimento reciproco in qualche modo. Dal punto di vista più tecnico, appunto io pregherei l'ingegnere Leto di presentarvi un po' quello che sarà questo spazio, il cui dominio è ancora provvisorio, ma che appunto sarà presto comunicato a tutti. È appena stato depositato, quindi è www.dialectos.it. Ma sarà accessibile da lunedì circa? No, dopo. Da dopo, infatti. No, diciamo il dominio sarà operativo, è chiaro che noi saremo accessibili dopo, però vabbè, comincerete a guardarlo per curiosità, sono sicuro. Appunto, l'idea del professore Ruffino di chiamarlo Dialectos è un'idea recente, abbiamo aspettato proprio di avere questo nome, perché è un nome importante, e devo dire che è un'idea veramente geniale, lo dico da... Quindi sarei un genio? Non volevo dire, era direttamente credo di aver detto questo, ma siccome dico non è come dire, sono non essendo un semplicemente un dialettologo. No, perché effettivamente è una parola che non era ancora stata depositata, siccome è la madre della dialettica in qualche modo, anzi era il significato originario, fare un sito che in qualche modo è una interfaccia tra l'università e il mondo della scuola, che si chiama così, è veramente una bella idea, insomma. Quindi dico, non lo dico perché poi io diciamo, non lavoro qui, per cui non so è un episodio, no? Tra l'altro ingegnere mi chiamano solo alla riunione di condominio, io cerco di nasconderla questa cosa, diciamo, fare siti internet non è un lavoro da ingegnere, però ho anche questa cosa qui. Allora, di tecnico dirò solo, e non vi voglio annoiare, abbiamo deciso cioè non ci sarà una chat, e non è un sito di e-learning, non è una piattaforma appunto che è una piattaforma omnicomprensiva. Vorrebbe essere, ancora non è, ma lo sta per essere, vorrebbe essere un qualche cosa di snello che in qualche modo si vada adattando, per cui la parola archivio esperienziale fa capire che comunque il contenuto si farà durante il corso, ma anche ci saranno anche, come dire, interfacce con altri archivi che già esistono. Siccome la lingua è una cosa viva, immagino che convenga che questa cosa si vada facendo. Le immagini che vedete scorrere danno un'idea di questa cosa qui. Quindi non ci sarà, dico, appunto, una chat, ci sarà un forum, ci saranno altri strumenti. Sì, ancora non abbiamo deciso se renderlo proprio una sorta di piccolo social network, però ci sarà un accesso per livelli, per gli utenti. Quindi gli utenti saranno sia i professori dell'università sia i professori della scuola. Questo permetterà un'interazione privilegiata tra i partecipanti al corso, intesi come partecipanti in generale, cioè sia chi tiene il corso. Sia durante che dopo. Sia durante che dopo, esatto.
Quindi poi di tecnico non so cosa dirvi, se qualcuno ha delle domande, se no per il momento chiudiamo qui. Nei prossimi giorni avrete l'accesso a questo sito e vi potrete registrare e quindi seguite dialectos.it. Okay. Se c'è qualche domanda che volete fare? Praticamente questo sito serve anche per inserire le varie esperienze che si Certamente, conducono, è fondamentale ma si questo. possono inserire anche dei video, non Certo, non soltanto documenti quindi ci appunto sarà anche di uno Word. spazio per un Sì, po' però interattivo. poi dovremo delimitare bene Certo. lo spazio, campi. diciamo, dialettologico, linguistico, da quello etnoantropologico e videofotografico, perché non vogliamo fare un doppione di Arca dei Suoni. No. Certo, no? Ma di questo parleremo poi meglio, Sì, perché verranno- stiamo lavorando. Verranno introdotte le sezioni appunto dove poi inserire i vari documenti di tutti i tipi, audio, video, oltre che documenti. E adesso concluderemo nel seguente ordine. Il professore Bonanzinga, che è un etnomusicologo, poi mostreremo, poi i professori Matranga e Sottile, e infine concluderemo mostrandovi il sommario dell'opera Lingue e Culture in Sicilia, che è ormai di imminente pubblicazione. Peraltro c'è qui il dottore Rullo che ha seguito da funzionario delegato attento e anche abbastanza comprensivo la tortuosa vicenda di quest'opera. Professor Sergio Bonanzinga. Grazie. Mi associo innanzitutto ai ringraziamenti che ha già espresso il collega antropologo Ignazio Buttitta, al professore Rulfino per averci coinvolto da esterni, da non specialisti di linguistica e di dialettologia, in questo progetto che è una delle cose più importanti che in Sicilia si siano prodotte in questi ultimi anni per la promozione della conoscenza della cultura dialettale e di tradizione orale. Io mi occupo di musica e sarà questo il tema che svilupperò nel seminario, cercando di offrire una serie di strumenti, intanto innanzitutto cognitivi, qual è la condizione della musica di tradizione orale e delle narrazioni, perché questi sono i temi che mi sono stati affidati nel volume che appunto tratterò. Sono cose di cui nelle scuole nelle scuole si lavora da tanti anni. A me è capitato di leggere anche testi fatti molto bene che partono da esperienze scolastiche, per esempio sulle fiabe. Penso a volumi realizzati soprattutto nella Sicilia orientale, ma non solo, che partono proprio dalla richiesta ai bambini, sia delle medie che delle elementari anche, di farsi raccontare dai nonni, dagli zii, insomma dagli anziani della famiglia i racconti o anche i canti, le filastrocche e così via, e che poi approdano anche a degli archivi sonori ragguardevoli e a delle pubblicazioni che in qualche modo possono essere prese a modello, ma cose anche più specifiche, come per esempio i laboratori sugli strumenti musicali tradizionali, il tamburello, il flauto di canna, quelli che ancora oggi i pastori, gli ultimi che lavorano con le tecniche tradizionali, cioè non nelle stalle standardizzate, ma con gli animali in campagna, sono ancora abbastanza numerosi, soprattutto nell'area dei peloritani e dei Nebrodi, in parte delle Madonie, però dove la pastorizia si è più evoluta, si è avuto un'evoluzione più intensa, e quindi ancora sono molti quelli che praticano questi saperi musicali, non molti come in passato, ma ancora. Una parola vorrei spendere su questo concetto di identità. Il mio maestro, che è stato il fondatore dell'etnomusicologia scientifica in Italia, che si chiamava Diego Capitella e che è morto nel 1990, quindi tanti anni fa, negli anni 80, nei primi anni 80, quindi in periodo non sospetto, ancora la Lega non esisteva, inventò una collana di materiali di etnomusicologia visiva che chiamò proprio musica e identità video. MIV era l'acronimo. Musica e identità video. Certo, la musica ha moltissimo a che fare con l'identità.
in alcuni casi la costruisce, ne è l'emblema addirittura. Pensate che gli irlandesi si rappresentano la loro bandiera con un'arpa, e quando pensiamo alla Scozia e agli scozzesi, per loro il loro emblema etnico nazionale è la cornamusa. Ora io non pretendo che Ciaramedda diventa l'emblema della Sicilia, anzi sono molto lontano da queste idee, però penso che se ci fosse una conoscenza più attenta di questo straordinariamente ricco patrimonio, è ancora attuale, ancora vitale in molte delle sue manifestazioni, ecco, la comprensione permetterebbe, la conoscenza e la comprensione probabilmente permetterebbe un apprezzamento e anche una voglia di porsi in qualche modo in continuità con questi saperi, cioè non in una dimensione di frattura, diversamente dal dialetto e dalla lingua in generale. Le forme espressive hanno in qualche modo un alone di suggestione diverso. Anche quando si parla con un contadino che si è spaccato la schiena tutta la sua vita, magari per mietere o trebbiare come si faceva fino agli anni 60, che era un lavoro faticosissimo, non è che siamo nostalgici di questo, però nel momento in cui gli si chiede di ricordare le canzoni, ecco, lì scatta qualcosa che proietta anche questa cattiva memoria in una dimensione di valore. Perché la musica è una cosa che comunque ha una connotazione positiva della memoria. Ecco, in questo senso si capisce perché ancora tanti giovani continuino ad avere voglia di costruire i tamburelli con la pelle di capretto, di andarsi a scegliere le canne. Basta che vi fate un giro su Facebook, troverete un sacco, io sto facendo fare tesi su questo argomento, un sacco di pagine che sono dei forum di giovani zampognari, ce n'è uno sul tamburello, ce n'è uno sullo scacciapensieri, uno sul flauto di canna, in cui questi si confrontano. Per esempio, per ora è il periodo della raccolta delle canne, perché le canne per le zampogne, per le ance delle zampogne e per i flauti si devono raccogliere quando fa freddo e la maturazione, c'è il minimo effetto delle maree, quindi la canna è più secca, è più vetrigna. E c'è tutta una discussione su questo, cioè un desiderio di porsi in continuità con questo sapere che i padri hanno tramandato oralmente per millenni. Ecco. Questo in qualche modo è ancora osservabile, certo è occultato, certo è regressivo, certo è periferico rispetto a altri modi di vivere la musica cosiddetta in siciliano. Tutti quanti conoscono Rosa Balistreri, alcune delle canzoni, abbiamo visto anche alcune delle canzonette che tutto sommato rappresentano la Sicilia nel mondo in qualche modo, Vittina Crozza, Ciuri e così via. Ma ovviamente il problema è molto più complesso. Io cercherò nei limiti del tempo a disposizione di offrire un quadro di queste cose per dare degli strumenti in più che siano cognitivi ma che siano anche operativi. Grazie. Grazie, ascolteremo e seguiremo con interesse queste. E allora, concludiamo con Roberto Sottile e Vito Matranga che brevemente vi diranno. C'è qui Laura Bonura, Giuliano Rizzo, i quali poi interverranno magari nel seminario come è previsto del resto, così va bene, come se foste qui, che hanno fatto meravigliose tesi di dottorato sull'universo ludico infantile e quindi tratteranno di questo aspetto importante. Allora, brevemente voi e poi chiudiamo con mostrarvi l'indice del volume di cui abbiamo parlato ripetutamente. Sì, brevissimamente, intanto si innesta bene anche sul discorso appena concluso da Sergio Bonazinga, perché l'interesse, diciamo, la curiosità e direi anche l'esigenza di raccogliere testimonianze dalla viva voce dei nostri anziani
è per fortuna ancora vivo non soltanto nell'ambito, diciamo, accademico universitario, ma ultimamente, sempre più frequentemente, per fortuna, ripeto, anche nel mondo della scuola, benché diciamo, le riflessioni in ambito, diciamo, scientifico, metodologico sull'approccio dell'inchiesta, sulle indagini sul campo, sia su quelle indagini che basano la propria condizione, diciamo, scientifica sui dati, sulle informazioni raccolte appunto alla viva voce dei parlanti, siano state sviluppate più in ambito accademico, scientifico, soprattutto nell'ambito dei grandi progetti geolinguistici nazionali e regionali. Di uno di questi sicuramente sentirete parlare a lungo, cioè quello dell'Atlante linguistico della Sicilia, nel corso dei nostri incontri. Dicevo, nonostante siano stati in qualche maniera messi a punto e discusse soprattutto alla fine, diciamo, degli anni 80 e degli anni 90 in questo ambito delle nostre discipline, è necessario che si sviluppi anche una sorta di riflessione nei piccoli ma non meno interessanti progetti che nel mondo della scuola, favoriti oggi soprattutto attraverso lo strumento dei PON, che noi conosciamo ormai molto bene, si vanno improntando, appunto, proponendo nella realtà scolastica. Una fase certamente molto delicata, almeno per quanto ci riguarda, perché si incentra su questa fase appunto la costruzione della base di una ricerca scientifica, di una ricerca linguistica, ma anche di ambito etnodialettale. Condizioni che ci aiuteranno a riflettere, per esempio, su come costruire eventualmente, se è il caso di farlo, un questionario adeguato allo specifico scopo di una ricerca sul campo, ma anche la stessa problema della individuazione delle fonti di informazione, i cosiddetti informatori, per intenderci, sulla loro adeguatezza o meno a svolgere questo delicato compito, così come anche delle cosiddette strategie di elicitazione, cioè di sollecitazione a una particolare risposta all'esigenza di un questionario. Fase non meno complicate, altrettanto delicate, è poi il trattamento di questi dati che noi ormai riusciamo a documentare attraverso la registrazione sia sonora che audiovisiva, cioè come tratteremo questi dati, come in genere trattiamo questi dati a partire dalla fondamentale operazione, fase della cosiddetta trascrizione, cioè l'individuazione di criteri adeguati, coerenti, che rendano quella complessa operazione che porta a una parola pronunciata, registrata, a diventare parola vista, insomma, testo grafico, parola scritta. Condizione, fase che ci aiuta, e vedremo, a riflettere sulle condizioni strutturali cosiddette linguistiche che ci obbligano a seguire appunto una certa coerenza in questa fase della trascrizione. Bene, tutto questo sarà, poi magari se ci sarà il tempo, perché cioè il tempo che dedicheremo a queste questioni non sarà evidentemente quello necessario per sviluppare tutti gli aspetti dei problemi, forse è il caso di fare anche una puntatina anche sulle questioni della ortografia, che sempre molto più spesso è sentita anche in ambienti non soltanto, diciamo, degli scrittori e dei poeti dialettali, ma anche di persone che hanno la necessità di scrivere anche le loro cose in dialetto. Sì, riguardo ai temi che saranno affrontati durante questi seminari, con me verrà affrontato in particolare uno che riguarda un po' l'altra faccia della medaglia rispetto al ragionamento che svolgerà il professore Bonanzinga. Cioè ci concentreremo sui testi musicali però recenti, sui testi musicali della contemporaneità, in sostanza le canzoni in dialetto che sono state scritte negli ultimi 20 anni. Questo sembra un fatto molto interessante, perché è stato notato che ultimamente il dialetto, soprattutto dai giovani, viene rivalorizzato e rifunzionalizzato all'interno di queste esperienze testuali.
E se è vero, come diceva prima la professoressa Perrone, che nessuna regione come la Sicilia è stata così scritta, si può dire che nessuna regione come la Sicilia appare così cantata, nel senso che il problema non è solo l'impiego del dialetto, ma tutto ciò che il dialetto si porta dietro rispetto a un mondo di valori, rispetto a un mondo di universo culturale generalmente inteso, in cui gli elementi costitutivi diventano un patrimonio che chi scrive in dialetto utilizza per parlare della contemporaneità. In sostanza c'è un bagaglio che viene utilizzato e rifunzionalizzato. E allora da questo punto di vista non solo dialetto ma anche universo tradizionale che in quelle canzoni si rispecchia, non però per essere raccontato ma appunto per essere rifunzionalizzato. E in tal modo questi autori, soprattutto i giovani autori, finiscono per attribuire al dialetto quello che si dice un valore simbolico ideologico come mondi di riferimento e di universi socioculturali. In questo caso l'universo socioculturale è appunto quello del mondo, diciamo, della civiltà contadina, che sembra essere stato spazzato via dalla modernità e dalla globalizzazione, e invece quando meno ce l'aspettiamo, laddove meno ce l'aspettiamo, riemerge prepotentemente, mostrandosi eccezionalmente resistente alle scosse appunto della modernità e della globalizzazione. Un altro aspetto significativo sta nel fatto che siccome a scrivere sono prevalentemente ragazzi di 20, 25, 30 anni, possibilmente non sempre hanno una competenza del dialetto come lingua prima, cioè è una lingua che hanno acquisito nella socializzazione secondaria, e questo implica l'uso di un dialetto sicuramente innovato in direzione italianeggiante, ma con soluzioni abbastanza interessanti, per cui da questo punto di vista avremo un'altra faccia della medaglia. Mentre per esempio con i testi dei semicolti vediamo un italiano stentato, un italiano fatto di paraetimologie, fatto di malapropismi, da questo punto di vista vedremo la situazione rovesciata, cioè un siciliano che ci fa in qualche maniera sorridere come ci faceva sorridere l'italiano dei nostri nonni, magari poco alfabetizzati, e che avevano avuto il dialetto come prima lingua. Un terzo punto fondamentale che si potrà affrontare è la scommessa di considerare questi testi alla stregua dei testi letterari, dato che in fondo utilizzano lo stesso apparato e lo stesso armamentario di figure retoriche, per vedere quanto gli strumenti dell'analisi testuale che i nostri ragazzi magari utilizzano per Leopardi, per Foscolo, per altri autori, si possono utilizzare con questi autori, alcuni più noti, alcuni meno noti. Si parlerà anche della Consoli, si parlerà di Battiato, nel tentativo di trovare nuovi strumenti e nuovi linguaggi che possono essere particolarmente utili per i nostri ragazzi, che per essere interessati a questo tipo di argomenti hanno bisogno spesso di temi e linguaggi vicini al loro mondo quotidiano. Dedichiamo gli ultimi 5 minuti ad una rapida carrellata sui capitoli del volume che poi avrete alla fine del corso. No, questo è il frontespizio provvisorio, andiamo avanti. Ecco, il primo volume, si vede? Beh, ma no, ma non dovete leggere assolutamente. E allora, sì, è questo. Dunque, allora, questo volume, quest'opera è costituita, vi dicevo, da 10 capitoli. Ogni capitolo riguarda un grande tema che in parte coincide poi con i temi coincidono con quelli del corso, solo in parte comunque. Ciascun capitolo è poi corredato da una guida bibliografica ragionata per chi volesse approfondire e da una bibliografia generale. Quindi è uno strumento anche di lavoro. Devo dire che a scrivere questo testo sono stati chiamati i maggiori specialisti in esercizio, diciamo, nell'esercizio della loro attività attualmente, studiosi, specialisti delle università siciliane e anche
al di fuori della Sicilia. Per esempio questo primo capitolo, Lingua e Storia, è scritto da due colleghi dell'Università di Catania, i professori Trovato e Valenti. Il secondo capitolo invece riguarda la descrizione della Sicilia linguistica, delle strutture in maniera particolare, il siciliano tra dialetto e lingua, linee descrittive, morfosintassi, lessico, formazione delle parole, eccetera, eccetera. È italiano regionale. È scritto da Giovanna Alfonsetti, che è dell'Università di Catania, Luisa Menta, che è una nostra collega che avete già conosciuto, Tiziana Enni dell'Università di Catania e Salvatore Claudio Sgroi dell'Università di Catania. Il terzo capitolo è invece dedicato alla descrizione geolinguistica della Sicilia, le aree linguistiche della Sicilia, la classificazione delle varietà siciliane, le isoglosse siciliane, ed è un capitolo scritto dai due qui presenti, Vito Matranga e Roberto Sottile. Questo è un sommario molto breve. Il siciliano nell'Italia dialettale, un dialetto, tanti dialetti, la classificazione, un problema, eccetera, eccetera. Naturalmente io che ho curato l'opera, ho chiesto a questi colleghi, specialisti insigni nel campo delle scienze dialettologiche e linguistiche ed etnoantropologiche, di adottare un taglio non diciamo specialistico ma accessibile a un pubblico colto e preparato, quindi è un tono divulgativo ma non troppo, e per docenti senz'altro è perfettamente fruibile dai docenti. Il quarto capitolo riguarda le lingue alloglotte e le minoranze linguistiche, gallo-italiche e albanesi. Il quinto capitolo, ed è fatto da un collega dell'Università di Catania, sempre il professore Trovato. Il quinto capitolo invece riguarda la onomastica, cioè la toponomastica e la antroponomastica. Ed è un capitolo molto bello, ma con gli altri del resto, scritto da Marina Castiglione, da Trovato sempre di Catania, da Elvira Assenza, che è una collega dell'Università di Messina, e da un nostro giovane dottore di ricerca, giovane non più giovane, che si chiama Michele Burgio. Vedrete che è uno dei capitoli che daranno molti stimoli anche per la progettualità nelle classi. Il sesto capitolo è più di taglio sociolinguistico, è scritto dalla professoressa D'Agostino, che avete conosciuto, e dal professor Paternostro, che conoscerete, parlanti e società dall'unità ai nostri giorni, ovviamente in Sicilia. Ma noi non mettiamo in Sicilia perché il volume è Lingue e Culture in Sicilia e poi ogni capitolo è trattato con uno sguardo altrove, cioè non soltanto entro i confini regionali, ma in una dimensione più generale, mediterranea, nazionale. E quindi anche questo, ovviamente, la situazione sociolinguistica della Sicilia si spiega, si legge, si interpreta soltanto nel quadro delle dinamiche più generali, nazionali e interregionali. Il settimo capitolo riguarda la scuola, le vicende complesse dei rapporti lingua-dialetto nella scuola, quindi sia dal punto di vista legislativo, normativo, sia dal punto di vista delle problematiche più generali, educative e didattiche, ed è scritto ancora da Marina Castiglione e da una collega dell'Università di Catania che si chiama Rosaria Sardo. L'ottavo capitolo riguarda la storia degli usi linguistici in Sicilia.
come la lingua, quindi le varietà della lingua dal periodo delle origini a oggi sono state usate dai siciliani colti, dagli scrittori, dai poeti e dai meno colti. È un capitolo molto impegnativo, molto ricco di dati, che ho voluto fosse intitolato non soltanto Storia degli usi linguistici, ma storia politico-sociale e storia degli usi linguistici in Sicilia, perché le due cose camminano di pari passo. Questo precede poi il capitolo letterario, che però riguarda la letteratura dialettale, non la letteratura italiana in Sicilia, in lingua, ma la letteratura in dialetto. Poi, d'accordo con i colleghi letterati, vedremo di mettere in cantiere qualcosa che possa. Ma qui abbiamo noi i testi letterari e documentari in volgare prima, in dialetto poi, sino ai nostri giorni, alla poesia dialettale, ai poeti dialettali anche contemporanei. E questo è scritto da Marina Castiglione, Salvatore Di Marco, Pasquale Musso, Mario Pagano, che è un collega filologo romanzo dell'Università di Catania, così come Margherita Spampinato, e Nunzio Zago, che sì che bisogna riaggiustare questa Z, sono ancora bozze, in letteratura italiana dell'Università di Catania. Infine il 10° capitolo, che è smisurato, perché riguarda il tema del rapporto tra dialetto e cultura popolare, dialetto e tradizioni popolari, nel quale si affrontano alcune questioni essenziali, non tutte impossibili, ma in particolare, come vedete, lessico e cultura, parole e cose, i mestieri tradizionali, i proverbi nella cultura popolare, narrazioni e narratori, professore Bonanzinga, l'universo ludico tradizionale,